Purtroppo ad oggi sono stati sospesi tutti i voli appunto da e per Ucraina e Russia e siamo in attesa che arrivino buone notizie da quei paesi. Diciamo che siamo in linea con le previsioni e il resto dei voli continuano normalmente e ad oggi fortunatamente non hanno ripercussioni. È una fotografia in chiaroscuro e necessariamente attendista quella di Marco Pinzi, presidente AR3, la società di gestione del Canova. Lo stop al momento riguarda principalmente una delle rotte storiche, la Treviso-Kiev. Il volo era settimanale e consentiva soprattutto a tanti ucraini residenti in Veneto di rientrare nel loro paese senza sobbarcarsi 20 ore di viaggio in pullman. Più che le conseguenze dirette della sospensione delle tratte con Russia e Ucraina, che lo stesso Pinzi definisce limitate, preoccupano però le ricadute generali sulla programmazione delle trasferte e sulla voglia di viaggiare, ritornata dopo le restrizioni dovute al Covid. Dopo 2 anni di pandemia diciamo che la nostra visione, al netto della guerra purtroppo che è un evento imprevedibile in questo momento, è una visione positiva in quanto anche avevamo visto che per marzo-aprile c'era una netta ripresa. Ripresa tra l'altro generalizzata. A parte le tratte nazionali abbiamo Spagna, abbiamo i paesi dell'est, abbiamo Grecia, diciamo un mix tra nazionale e Europa. Insomma, il clima di guerra potrebbe avere effetti negativi nel medio periodo, la via d'uscita è soltanto una. In questo momento diciamo che la guerra è il punto interrogativo per il proseguo, diciamo, dell'attività e speriamo, quando c'è una guerra non è mai piacevole e speriamo che veramente presto finisca.